Buonasera a tutti. Buonasera al pubblico italiano. Sappiamo che c'è Venezia, diciamo per lui, però noi oggi siamo impegnati con questa cosa, per cui ci perdonerà Venezia, ma noi andiamo avanti con il nostro spettacolo sperando di portare bene. Allora, è la seconda edizione della Targa 48. Per noi è un risultato importante essere qui in questo momento e naturalmente siamo molto soddisfatti della serata dell'anno scorso e purtroppo la gioia di quella serata non è potuta durare tantissimo perché una persona che era molto vicina a noi, che è un nostro carissimo amico e che noi sentiamo tuttora con noi, insomma, è volato in cielo, e quindi io chiamo due persone per parlare perché è giusto ricordare lui prima di tutto e poi iniziamo veramente questa iniziativa. Allora io chiamo Francesco Sartori sul palco e Francesco Sartori naturalmente parte delle Alpi e amico di Lucio 48, collaboratore di Lucio 48, grande amico nostro e anche una persona molto importante per questa serata, e quindi io la attendo sul palco. Francesco, ci sei? Non c'è Francesco, va bene. Vieni Franz, mangia almeno. Ecco, un applauso. Eccoci qua. Mi era fatto che stavo parlando con un musicista, ovviamente di musica. E naturalmente dobbiamo anche cominciamo con una nota di ricordo. No? Allora, come forse tutti sapete, è stato un anno molto complesso, difficile, parliamo ovviamente della nostra attività e non solo, di questa attività, di questo contest, e anche perché abbiamo avuto un lutto che ha devastato, devo dire, non solo la nostra organizzazione ma proprio i nostri animi, il nostro cuore, che è stato appunto Piercarlo D'Amato, che è scomparso improvvisamente e inaspettatamente. A questo io sento la necessità di dire proprio due parole su chi è, che oltre a essere un compagno, un amico, come per molti di voi un amore, è stato un partner musicale, è stato parte del mio percorso insieme a Lucio e ci siamo integrati a vicenda, abbiamo avuto uno scambio come dire, sempre importante, gioioso, forte. Quindi è un tassello che manca, ma noi vogliamo proprio ricordarlo non in quanto mancanza fisica, perché quella è, ma in realtà Piercarlo fino all'ultimo istante aveva sorriso, aveva un'anima di accoglienza, aveva una dimensione di profonda umanità e spiritualità. Quindi Piercarlo è con noi, sarà sempre con noi. E a questo proposito vorrei, come dire... Scusa, prima che introduciamo un nuovo ospite vorrei dire anche io una frase, perché, okay. Scusate, perché è un amico e una cosa la voglio dire anch'io. Ecco, Pierre aveva un'eleganza e una dolcezza nell'entrare nella vita degli altri, entrava in maniera molto dolce, non ti faceva capire che lui veniva a portarti quello che tu avevi bisogno in quel momento, e Pierre lo faceva con estrema delicatezza tutto questo, riempendoti la vita di gioia, perché Pierre ci ha sempre portato il sorriso, ci ha sempre fatto ridere, ci ha sempre tenuti forti in allegria, lui ci sosteneva sempre, sì. E sapeva quando doveva sostenerci, non lo sapevamo noi, lui lo sapeva.
Quindi io sento Pier ancora oggi con noi, perché delle volte, poi ne parleremo fra qualche minuto, succedono delle cose molto positive. E io, per carità, mi faccio un sogno, mi faccio il mio viaggio, però penso che ci sia sempre Pier che mi dà non so quale dimensione. Quindi Pier è con noi e direi di fare un applauso. Allora, volevamo comunque portarlo con le ultime iniziative che abbiamo avuto. Questa è l'ultimissima, è in essere e speriamo di poterla continuare, perché comunque è una situazione che ha una sua complessità. Vorrei invitare qua sul palco Franz Di Maggio, che è stato il nostro ironico personaggio, che nell'avventura dell'editare l'ultimo lavoro che avevamo preparato e che era rimasto nel cassetto di Lucio, abbiamo tirato fuori tutto, abbiamo ricostruito tutto, abbiamo mantenuto partecipi, almeno penso, nella stragrande maggioranza, di questa avventura, e siamo riusciti a portare a termine l'ultimo album, il quarto album, con i nostri brani, proprio portati fino alla fine con grande amore e passione. Però il personaggio e l'amico che ci ha sostenuto in questo senso, perché ha poi portato nelle immagini, nei video, non solo ci ha accompagnato e ci ha diretto, letteralmente diretto, è Franz Di Maggio, che vi presento, che è regista, sceneggiatore, autore, eccetera, eccetera. Grazie Francesco, e grazie Michele, e grazie Massimo. Un applauso a Franz Di Maggio. Ciao Pier, fammi capire perché mi hai costretto a riavvolgere quel nastro. Perché in questo benedetto, maledetto lavoro che è quello di ricordare, che io faccio tutti i giorni, con le mie parole, perché le mie parole sono il mio strumento, mi hai costretto a riavvolgere il nastro. A riavvolgere il nastro a quel giorno in cui cerco su una pagina Facebook di Lucio 48 come fare a contattare quei due musicisti che si facevano chiamare le Alpi, o almeno due di loro. E io cercavo Piercarlo D'Amato. Ci è voluto un bel po', quasi un mese, poi mi ha risposto Susi. E da lì è cominciata la nostra storia. È cominciata parlando di un progetto che era Pushkar, che partiva da un racconto di Piercarlo, che partiva dall'idea di portare Lucio in India, cosa che Lucio non avrebbe mai fatto, ma Lucio era un po' come Salgari, si faceva portare da Piercarlo. I viaggi che faceva Piercarlo, Lucio li vedeva. Ecco, questo mi ha raccontato Pier di Lucio. Io Lucio l'ho conosciuto nel 1984, Targatenco. Lavoravo in radio come lavoro oggi in radio. E io mi ricordo una cosa di Lucio, una battuta. Dopo che per 7 minuti mi risponde soltanto sì e no. Ogni domanda che gli facevo era sì o no. Alla fine gli faccio la domanda delle domande, quella da $1 milione, la domanda alla Marzullo. Per te è più enigmistica o più poesia quello che scrivi?
E Lucio mi risponde col suo solito modo, con una rasoiata: fai te. Ecco, questo era Lucio. Con Piercarlo è andata in una maniera diversa, molto diversa. È bastato uno sguardo, è bastato che io finissi nel mare dei suoi occhi, che cominciassimo a svolgere quel nastro. Ecco il nastro un'altra volta, il nastro che si svolge come un film sul muro. Ecco quel nastro che ci ha messi insieme, che ci ha fatto fare un pezzo di strada insieme, che ci ha portato in un grande teatro. Che bello! Francesco Sartori, Piercarlo D'Amato, quella sera c'era con noi Federico Bianchi, cantava, e 40 ragazzi dell'università. Abbiamo ripercorso la storia delle canzoni di Lucio in un'ora e mezza di spettacolo. E poi da lì è nato tutto. È nata l'idea di quell'album che era rimasto nel cassetto, di risentire tutti i provinacci insieme, fatti nello studio di Pierre, nello studio sottomarino, come era stato chiamato, dove ho dormito tante notti. Per me la mia casa veneziana era la casa di Pierre e di Susi, e lo è ancora. È un luogo del cuore, uno di quei luoghi in cui ti senti bene, in cui sai che qualcuno ti fa stare bene. E le persone speciali come Pierre ti danno la possibilità di creare un filo leggero che poi diventa sempre più lungo, un filo che poi trova persone speciali come Massimo, come tutti i musicisti che ho incontrato, ho avuto il piacere di incontrare, con i quali abbiamo fatto pezzi di strada insieme. Ma lui è rimasto sempre al centro, silenzioso. Ecco, se io dovessi usare soltanto una parola per parlare di Piercarlo, direi soltanto che è una persona gentile. La gentilezza era il soldato distintivo, il suo sguardo una carezza, il suo sorriso un premio. Era come prendere e andare lontano, perché le persone grandi hanno questa capacità. Con uno sguardo, con una parola, con una nota, ti fanno volare lontano. Ciao Pierre. Un applauso e un grazie che ci ha ricordato bene. E naturalmente adesso Pierre noi lo ricorderemo con un video che è stato realizzato grazie a due amici importanti, il regista Daniele Frison e la nostra amica fotografa Monica. Scusatemi, mi sono veramente. Monica Concelotti, scusami. Facciamo vedere il video. Un altro brindisi alla vita,
due calici di malinconia e sorrisi solitudine, tanto vale farli ormai qui in compagnia. And pleased to meet you, broken hearts, qui sono easy, senza età, mai eleganti, nell'inciampare su tappeti di cuori infanti. Pensato mai che il tuo vento così caldo ti soffiasse fino a me. Ciao Pier! Ciao Pier! A questo punto della serata doveva esserci un ospite, l'assessore comunale alla toponomastica e alla promozione del territorio, Paola Mar. Poverina non si è sentita bene, ha la febbre alta, però avrebbe tanto merito stare qui perché l'assessore Paola Mar si è appassionata alla nostra storia, al nostro lavoro e forse grazie anche a Pier, che sta in cielo, che ci aiuta sempre da là. L'assessore ci ha dato una notizia meravigliosa. Insomma, esiste via Lucio 48. Grazie assessore, grazie alla giunta. Esiste la via Lucio 48 e questa via è una via centralissima, costeggia questo luogo, il Candiani, e collega via Ferro, dove c'è il negozio di dischi, e sfocia in via Marine e passa per il parco Urbani del Ghetto, quindi in pieno centro, vicino a questo luogo meraviglioso. Congiunzione astrale meravigliosi, quindi un applauso a Lucio 48, alla via Lucio 48, la vita comunale che ha curato questa cosa. Ecco, adesso entriamo nella musica, va bene? Abbiamo voglia di musica dal vivo e abbiamo un ospite meraviglioso, Massimo Regazzo. Buonasera a tutti. Allora, vi ricorderete, i più attenti di voi, che Massimo Regazzo ha vinto la targa 48 per il miglior brano originale l'anno scorso, vero Massimo? Sì. Raccontaci un po' del titolo e di cosa parlava questa canzone. La canzone è dedicata a Lucio e parla appunto del fatto che Lucio adesso lo si vede tra i riflessi di un tramonto e anche in quei piccoli meravigliosi particolari Lucio è là e ci guida. Ecco, avete visto? Quindi Lucio è sempre in mezzo a noi anche attraverso le canzoni dei nostri artisti. Quindi io direi di fare un grande applauso a Massimo Regazzo per aver toccato il tono. Adesso ci fa sentire al piano
Chiave Voce, la versione della sua canzone con cui ha vinto l'anno scorso la targa 48, e questa canzone è dedicata a Lucio 48. Massimo Ragazzo! Volevo dire una cosa, mi piace pensare che questa sera con noi, sopra di noi, ci sono due stelle. L'anno scorso c'era una che ci guardava, che sorrideva, ci applaudiva. Questa sera ce ne sono due, sono Lucio e Piercarlo, che sono qua sopra e ci guardano e ci salutano. Grazie Massimo. Adesso chiamerei di nuovo sul palco Francesco Sartori. Vediamo se... Ecco, così possiamo iniziare la serata vera e propria, perché è la parte dedicata ai finalisti, e vorremmo spiegare un po' il senso della cosa. No, è acceso, è acceso? Vabbè, allora ti do il mio. Allora, parliamo di questa cosa, cioè, i nostri amici concorrenti, perché sono amici o perché degli artisti, di cui valutiamo il loro aspetto umano oltre che l'aspetto artistico, perché pensate che gente che scrive una canzone deve essere sono persone che hanno delle cose da dire. Allora oggi ognuno di loro ci presenterà prima una cover tratta dal repertorio di Lucio 48 e poi una canzone propria. E a proposito del senso a cui noi ci teniamo a dare alle cover,
io vorrei farvi dire qualcosa da Francesco, perché per noi ha un senso specifico, ha un peso specifico la canzone di Lucio 48 in questo contesto, quindi vorrei che fosse Francesco a parlare, spiegare. Sì, allora, come voi sapete, come è stato detto più volte, il nostro intento era quello di stimolare creatività, di coinvolgere i musicisti a creare, a fare, a portare la loro storia, ma anche e soprattutto divulgare in qualche modo il repertorio di Lucio 48, che pur in 4 album soltanto è stato comunque un colosso ed è il più sconosciuto, come non so chi l'ha detto, ma questa cosa del più famoso, più sconosciuto del mondo. Sì, lo sconosciuto più famoso del mondo. La formula era questa. Quindi noi, forse è un unico contest che porta a questa obbligatorietà, ai nostri artisti facciamo suonare un pezzo di Lucio. Uno perché ha un valore assoluto e anche per divulgare, fare in modo che vengano a conoscenza del repertorio di Lucio e altri. Naturalmente l'abbiamo fatto anche quest'anno e abbiamo scritto che volevamo una interpretazione, una reinterpretazione dei brani. Ecco, voi ascolterete ed è stato colto alla lettera questo. Ovviamente i testi sono integrali, sono assoluti, però alcune situazioni sono state letteralmente reinterpretate da un punto di vista melodico e qualche volta anche armonico, quindi non vi dovete aspettare fondamentalmente una cover tale e quale, ma dovete immaginarvi e sentire come dire, lo spirito dell'artista che si vive l'avventura su Lucio 48 e la porta con il suo modo di sentire e di interpretare. Io sono magari qualcuno di voi resterà un po' perplesso perché non riconoscerà magari le melodie, ma io sono certo che sia Pierre e sia Lucio sarebbero stati come dire, entusiasti di questo. Quindi procediamo. Sì, noi abbiamo apprezzato la libertà con cui i nostri artisti hanno usato, perché alcune volte hanno usato veramente e questa cosa noi l'abbiamo apprezzata tantissimo. Quindi diamo il via al primo dei nostri artisti e chiamo Daniele Di Liberto, il nostro amico Daniele. Eccolo qua Daniele. Daniele è un cantautore che ha un passato nel rock, quindi è un artista che ama il rock e affonda le sue radici anche nel blues, però oggi si presenta come cantautore folk artistico e quindi è un artista che ha diverse sfaccettature. E poi, essendo un cantautore molto sensibile, scrive anche dei testi interessanti e molto poetici. Allora io, siccome abbiamo poco tempo, però vorrei chiedere una cosa a Daniele. Lui ha scritto un testo molto interessante e insomma mi sento di dire davvero poeta, insomma, no? Quindi volevo che ci raccontassi qualcosa sulla tua canzone, sul tuo testo. Allora, sarò breve. Appena incominciata la mattanza in Palestina, un drone volava sulle rovine di Gaza. Quelle immagini hanno fatto il giro del mondo e mi hanno colpito. Questa mia canzone parla di questo. Ecco, a me è colpito come hai deciso di parlare di una cosa così sconvolgente come la guerra, però con grande tatto e con grande poesia, mettendo un po' in contrapposizione il dentro e il fuori di una casa e fuori l'inferno. Comunque adesso il nostro Daniele ci suonerà una canzone molto interessante sempre su questo tema di Lucio 48 che si chiama Pace e Guerra e dopodiché eseguirà il brano suo originale che si intitola Vetro Rotto. Quindi io direi un grande applauso a Daniele.
Grazie mille. Eravamo un matrimonio e lo sposo ballava assai. Tutto solo in un vagone e le nuvole passavano. Eravamo un matrimonio e le nuvole arrivavano. Male per me. Eravamo un matrimonio e le nuvole arrivavano. Ma il compare della sposa diceva: tra ora e treno per la guerra lui. Pace, guerra, guerra e poi pace. Sole e pioggia. Eravamo un nascimento, fuori c'era un grande sole, sai. E il bambino appena uscito chiedeva: dove posso nascere mai? Pace, guerra, sole e pioggia. Pace, guerra. Entravamo alla stazione, sai, però nessun treno che partiva. Oh no. Ed intanto mi dicevi: sto morendo. Entravamo alla stazione, sai, però c'era scritto Auschwitz, Birkenau. Ma non dovevamo andare a Saint-Tropez. Good night, good night. Che fare questa notte? Eravamo in uno stadio, c'era un grande funerale, sai. Ma la folla inferocita invocava la partita, sì. Pace e guerra, guerra e poi pace. Sole e pioggia. Eravamo alla stazione, sai, però nessun treno che partiva. Oh no, ed intanto mi dicevi: dove andremo? Entravamo alla stazione, sai, però c'era scritto Gaza, Rafah, e tu piano mi dicevi: ti amo. Dove andrò? Good night. Dove va questa notte? Good night, good night. Dove va questa notte? Sono permesso di cambiare le ultime strofe, avrete sentito. Chiedo scusa a Lucio, ma so che lui avrebbe apprezzato.
Dal vetro rotto di una finestra passa l'aria di polvere e fumo. Il vento la attraversa piano, sembra in cerca di qualcuno. L'unica cosa sopravvissuta alla furia delle bombe è questa finestra sul cortile che non sa morire. Dal vetro rotto di una finestra, vetro rotto da un pallone, ferita da un gioco di bambini, sempre meglio di un cannone, ferita lasciata aperta per far passare qualcosa di buono, il profumo del pane, il profumo del mare, il profumo del mattino. Nessuno dà risposte plausibili su come in questo mondo siamo sempre stati invisibili. Pioverà metallo su queste rovine in una guerra che non ha più un confine. Dal vetro rotto di una finestra si vedono i soldati marciare. C'è chi dice che è colpa nostra, che ce li siamo andati a cercare, come i figli sotto le macerie, le madri distrutte dal dolore, mentre tutti intorno a noi fanno finta di non vedere. Dal vetro rotto di una finestra, una notte senza luna, solo lampi artificiali che illuminano la scena, fuochi che rivampano sulle case rase al suolo, e un popolo che muore perché lasciato solo. Nessuno dà risposte plausibili su come in questo mondo siamo sempre più invisibili. Pioverà metallo su queste rovine in una guerra che non ha più un confine. Nessuno dà risposte plausibili su come in questo mondo siamo sempre più invisibili. Si alzerà la cenere su queste rovine per nascondere la nostra fine. Dal vetro rotto di una finestra non si vede ormai più nulla. Grazie. Palestina libera. E adesso continuiamo la nostra parata di artisti con un cantautore, un pianista, un compositore, un insegnante. Ragazzi, signori e signore, ecco Alberto Bettina. Alberto, ma sei tanto alto che se vuoi sederti non mi dispiace perché mi sento piccolino. Mi dispiace solo dare le spalle. Comunque, caro Alberto, tu oggi eseguirai i Templi tu di Lucio 48 sì. E Perdono per tutti Sì. di Alberto Bettina. Allora, caro Alberto, siccome la tua canzone ha un testo molto particolare, volevo chiederti di dire due parole, perché a me, per dire, mi ha colpito molto il fatto che tu parlassi anche di un essere felino. Sì, però sì, certo. È un brano complesso, un po' surreale, un po' no, insomma. Sì, grazie per avermi fatto questa domanda, ma è una canzone che si intitola Perdono per tutti, è una specie di fotografia di un amico, di una persona di cui ho bellissimi ricordi, che in qualche modo, insomma, la cui esistenza, da un punto di vista proprio astratto un po', sembra avere dei punti di contatto con la vita di Lucio 48, che io però personalmente non ho conosciuto. Quindi forse un po' proiettato su questa figura amica
le caratteristiche anche, no, di 48. E c'era questa cosa che mi chiedevi, felina, sì, ci sono i gatti nella canzone, no? Il gatto è come una condensazione di caratteri e caratteristiche di alcune persone, tra le quali questo mio carissimo amico, e alla fine è come dire, una grande preghiera di perdono, insomma, ecco, una cosa quasi spirituale. Ecco, quindi bravo Alberto anche nella presentazione. Complimenti prima di sentirla. No, bravo anche nella presentazione il nostro Alberto, e quindi io direi di fare un grande applauso e ascoltiamo. Grazie. Se potessi ne farei una girata di qua e una di là, ma sarebbe un po' complicato, quindi vi farò qualche sorriso. La panchina di sempre, sembri un gatto azzoppato, dici se muoio rinasco. L'autunno più caldo che si strappa le foglie, come un gatto azzoppato, dici ho sfidato la morte. Assomigliamo ai gatti e ai gatti, non solo, anche noi miagoliamo quando chiediamo perdono. Chiediamo perdono quando diciamo per sempre, quando facciamo per forza, battiamo dente per dente. Lottiamo per niente quando viviamo per sbaglio, ma poi chiediamo per tutti perdono indistintamente, da sempre. Come bambini a guardarti, c'era una luce sui prati, mica puoi dimenticarti. Zampe felpate, una certa disinvoltura, sempre elegante comunque, con il cappotto d'estate. Il gatto a cui assomigliavi, gli abbiamo tolto il collare, lo sentono miagolare, chiede perdono ai gabbiani. Chiediamo perdono quando diciamo per sempre, quando facciamo per forza, battiamo dente per dente. Lottiamo per niente quando viviamo per sbaglio, ma poi chiediamo per tutti perdono indistintamente. Chiediamo perdono quando diciamo per sempre, quando facciamo per forza, battiamo dente per dente. Lottiamo per niente quando viviamo per sbaglio, ma poi chiediamo per tutti perdono indistintamente. Ti ringrazio dei ricordi, delle pagine più folli, ridere fino ai singhiozzi, fino alle lacrime più dolci. Ti ringrazio dei ricordi, delle pagine più folli, ridere fino ai singhiozzi, fino alle lacrime più dolci. Ti ringrazio dei ricordi, delle pagine più folli, ridere fino ai singhiozzi, fino alle lacrime più dolci. Naturalmente, mentre la cantavo un po' esitante, mi sono reso conto di aver iniziato con la mia e non con quella del Lucio 48. Me ne scuso, questa era mia, non era responsabilità di altri. E ora va la canzone di Lucio 48, I Templi Indù. Bastian Contrario si dicevano. Le puttane, chissà cosa hanno fatto in un'altra vita.
i droghieri chissà cosa hanno fatto per essere droghieri. I tempi blu mi ricordano il fiume delle generazioni. I tempi blu mi ricordano il fiume delle generazioni. Persone tristi, chissà cosa hanno fatto per essere tristi. Le persone tristi, chissà cosa hanno fatto per essere tristi. I comici, fin dove sono stati per essere comici, per farci ridere, per farci piangere, per farci piangere, per farci ridere. I tempi blu mi ricordano il fiume delle generazioni. E non esistono più, con te io li rivivrò. Con te io li rivivrò. E non esistono più, con te io li rivivrò. Grazie dell'ascolto, grazie dell'invito, buona serata a tutti, ciao. Grazie ad Albertino, un applauso. Grazie per essere venuto. Avete sentito la qualità dei nostri artisti. Adesso arriva un altro artista, un giovane artista che si chiama Bardo. Un applauso per Bardo. Guardate perché ha un nome e cognome, si chiama Alberto Pagliuca, però lui è molto simpatico e si fa chiamare in modo molto divertente Bardo perché... Spiegacelo te. Non c'è una vera e propria spiegazione in realtà divertente, questo già ha fatto cadere il palco sul fatto che sia divertente. No, semplicemente i miei amici mi chiamano Roberto, però non mi sono bene come artista, ho detto aspetta magari prendiamo un'altra vocale per non andare distanti, ecco, è stato un po' questo il percorso. E naturalmente lui essendo un artista ci ha messo anche un H, quindi un po' alto, no? Bellissimo. Adesso Alberto è un cantautore giovane ma insomma, prolifico, ben conosciuto in città e anche fuori, e ci canterà naturalmente prima una canzone di Lucio che si chiama Guarda me e poi una sua nuova canzone che si chiama Zone d'ombra, e volevo chiedere a Alberto se puoi dire due parole su Zone d'ombra. Sì, volentieri. Zone d'ombra per me è un pezzo che nasce da un'urgenza di esprimere, diciamo, le montagne russe di emozioni intense che si provano quando si distacca da una persona che si è amata. Ci sono tanti contrasti, spinte negative e positive, avvicinamenti e allontanamenti, percorre un po' questo viaggio che
fortifica, ed è stato un modo per me anche per esorcizzare in qualche modo tante cose. Sta la mia terapia, ecco, forse questo pezzo racchiude un po' tutto questo. Ecco, poi volevo dire che Alberto, oltre ad essere un cantautore, è un bravo musicista, è naturalmente un bravo chitarrista, però se posso dire questa cosa, io noto che tu hai proprio un'ottica da arrangiatore, da produttore nei tuoi brani, quindi anche se oggi eseguirà questo brano solo voce e chitarra, vi chiedo un ascolto particolare perché sentirete tanta musicalità in questi due strumenti, quindi vuol dire che lui in due strumenti, la voce e la chitarra, mette tutta la musicalità che normalmente metterebbe con un gruppo o comunque con i suoi amici musicisti. E sentite questa sua vocazione di produttore e arrangiatore, sicuramente un ragazzo che andrà lontano. Quindi un grande applauso a Bartolo. Come c'è un momento, vi racconto qualcosa sul nostro amico Barto, che è un cantautore ed è un musicista e collabora con molti cantautori locali ed è anche un figlio d'arte, perché no, è figlio di Tony Pagliuca, facciamo un applauso a Tony. E c'è anche un fratello che è un bravissimo batterista, per cui una famiglia, la mamma si sa che lei, insomma, è una famiglia di musica. Quindi un applauso a Barto! Il cuore si ferisce
da solo. Ma se tu sei con me, anche se non sono figlio di un re, io ti verso in cucina il caffè. Intanto cerco con gli occhi l'inverno finalmente svanire. Perché è tempo di partire. Perché è tempo di partire. Per Roma. Vorrei insinuarmi nelle zone d'ombra tue e cospirare per un tuo ritorno, sabotare ogni tua mossa e farti vacillare d'incertezza. Crudele mai sento giusto questo mondo migliore se noi stiamo insieme, facciamolo per i suoi abitanti, motivi te ne troverai abbastanza, che puoi colmare ogni mia crepa e curarmi senza mai farlo apposta. Adesso affacciati dalla finestra, 5 minuti arrivo in bicicletta. E sul più bello in cui ritrovo un senso, una nuova estate esplode dentro il petto. E posso alzarmi ora dal pavimento, godermi un giorno di distaccamento, ma pronuncio da oggi il tuo nome e mando all'aria tutta un'altra volta. Tempo di dire amici io sto bene, si ferma ancora il sangue nelle vene, che può allargare ogni mia grappa e ferirmi facendo non che basta. Adesso spostati dalla mia testa, sciacquierà col goccio che mi resta. Vorrei spiegarti sotto questo cielo che non c'è niente di più ultraterreno o dedizione più grande di questa. Ti aspetterò e ti darò una festa. Grazie.
Grazie Roberto. Adesso siamo sul palco un altro cantautore molto interessante che si chiama Closer. Un applauso per Closer. Anche Closer, se non è possibile, ma ha un nome e un cognome. Si chiama Claudio Callegano. Incredibile ragazzi, persino Closer ha un nome. E vicino a lui c'è un trombettista che si chiama Federico De Santi. Un applauso anche per Federico De Santi. Il nostro amico Closer di Federico De Santi eseguirà Come le onde di Lucio 48 e il suo brano L'Alba delle Muse. Allora io chiederei al nostro amico Closer di dire due cose sul brano originale. Una piccola presentazione. Assolutamente. Allora, L'Arpa delle Muse è una ballata che personalmente mi piace molto, è un ragionamento che io faccio partendo dal fatto che viviamo in un piccolo mondo iperconnesso in cui si sembra sempre tutto fin troppo semplice e poi ci troviamo a girare come criceti senza capire né arrivare mai a comprendere a fondo quali sono le dinamiche che regolano, diciamo, il mondo, la vita. E niente, per essere sul pezzo, stiamo parlando di musica, bisogna un attimino calarsi nella parte, imparare, ma farlo con gentilezza, la gentilezza dell'arpa delle muse. Senti Closer, ho letto che il tuo nuovo album dovrebbe uscire in questo mese, è corretto? Allora, L'Arpa delle Muse è appena uscito, invece per quanto riguarda l'album uscirà a settembre, il 6 di settembre, usciranno però dei singoli che anticiperanno l'album a partire dall'11 giugno. Sì, l'album si chiamerà Magenta, ha una storia molto particolare, insomma se volete ve lo racconto, ma forse magari non c'è il tempo per farlo. No, vabbè, è ispirato a un dipinto di Alessia Galati, che è una pittrice che abbiamo conosciuto in Puglia, la quale ha realizzato una sedia color magenta affacciata sul Golfo di Otranto, e quella sedia ha un potere speciale per cui se tu ti ci siedi poi capisci cosa vuoi fare della tua vita, e questa cosa mi ha molto affascinato, tanto da dedicarci il titolo di questo album. Ecco, allora un applauso a Closer, Federico De Santi. Lo alzo un po'. Seduto in quel caffè, guardavo sulle mie stelline, seduto a un tavolino, seduto a un tavolo. La gente beveva, le ragazze giravano ed io le guardavo. Oh, sì. In un angolo, Monsieur Rudolph, che rollava in Inghilterra sorvolando la sua manica. E su tutti gli altri tavoli, mucchi di generazioni che facevano tic-tac. Tu sei come le onde, tu sei come le onde del mare, e su, e su. Alcuni erano russi, qualcuno era marziano, alcuni si abbracciavano proprio come idioti. E dentro questo mare c'è Barchetta, e sopra c'è Francesca, che è la mia Giulietta. Lei mi dice, sai Romeo, per tutte queste onde non ne capisco molto di tutta questa gente, di tutto questo mondo, ma tu sei
la voce. È sparito. E adesso cosa facciamo? Potremmo cantare a cappella con la tromba, però. Se è possibile riprendere. Un applauso per Tolson. Ricomincio dall'inizio. Bravo per Tolson. Federico Alessandri, voi interrogate. Seduto in quel caffè, guardavo sulle mie sterline, seduto a un tavolino, seduto a un tavolo. La gente beveva, le ragazze giravano e io le guardavo. Oh sì, in un angolo, lo Sirs Rudolph che rollava in Inghilterra sorvolando la sua manica, e su tutti gli altri tavoli mucchi di generazioni che facevano tic tac. Tu sei come le onde, tu sei come le onde del mare, e su, alcuni erano russi, qualcuno era un marziano, alcuni si abbracciavano proprio come idioti. E dentro questo mare c'è Barchetta, e sopra c'è Francesca che è la mia Giulietta. Lei mi dice: sai Romeo, tra tutte queste onde non ne capisco molto di tutta questa gente, di tutto questo mondo, ma tu sei come le onde, tu sei come le onde del mare, e su, tu sei come le onde, tu sei come le onde del mare, e su, tutta questa gente che sparisce dai tavoli, e tutta questa polvere. Tu sei
fosse la gentilezza sia come l'arpa delle muse, possa portare un po' di bellezza in questo streaming di gente diffuse. Mi son chiesto se quei mercanti di miracoli, trucchi o che abbiano spazio per gli impianti, o almeno un nobile perché. Sarà che ormai si vivaglia troppi show senza spettatori, tra una caduta, una pernacchia, dai fan sfegatati agli odiatori. Sarà che tutto è facilitato per far sembrare che se vuoi puoi farci girare come criceti senza capire e arrivare mai. Sarà che tutto in questo momento deve mostrare la miglior facciata per tenere a bada ogni lamento, per mascherare ogni cosa sbagliata. Nessun che il tempo abbia stagionato come il legno di una vecchia botte. Vorrebbe che il vino fosse versato sopra un tappeto di bottiglie rotte. Cercare ponti, alla fine dovrai spogliarti, e per quanto nuotare sia duro in un mondo pieno di stronzi, o lo sai un po' di più degli altri, o impari, o impari. O impari. Un applauso per i nostri amici. Intanto, siccome si tratta di un gruppo numeroso, direi che comincino a sistemarsi gli antigene. Gli antigene! E con gli antigeni che arrivano? Abbiamo Marcus Vidal alla voce, Marco Boscalia chitarra, Nicolo Fratelli chitarra, Andrea Simometto basso, Davide Scabello monta la batteria. Però suona anche, spero. Allora, ragazzi, qui abbiamo un gruppo rock, ve lo dico subito che mi facciate stare le idee. Questo gruppo rock è un gruppo che coniuga la poesia urbana a rock, vero Marcus? Sì, è un po' quello che si cerca di fare, esprimendo quelle che sono un po' le nostre modalità, il nostro modo di essere. D'altra parte noi siamo come posso dire, una piccola impresa artigiana, io lo definirei così, dove noi non siamo professionisti, siamo persone che lavorano, che hanno famiglie, che hanno problemi, però c'è sempre questa grande passione che ci trasciniamo da tanti anni. Ognuno di noi ha avuto altre esperienze, però con questa formazione è già più di 10 anni che creiamo delle cose che ci piacciono, e anche abbiamo recuperato tanti brani di molti anni fa che io ad esempio e Mario proponevamo con un'altra formazione. Con la formazione di una volta, sì. Quindi sono anche brani diciamo di tempi passati. Però Marcus comunque ha sempre avuto nel cuore il rock and roll
della poesia, perché mi piace scrivere i testi che abbiano un senso, che affrontino il reale, visto dagli occhi di una persona che vive il suo quotidiano in una città, in una realtà urbana. E oggi i nostri amici Antigene, che sono un gruppo italiano, ve lo dico perché oggi quando ho cercato di inserire gli Antigene nel borderò, mi chiedeva di che paese, di che nazionalità sono gli Antigene, ma sono italiani gli Antigene, sono dei venezia. E quindi, nonostante ci fossero dei dubbi sul bordello della Siare, noi non ne abbiamo. E gli Antigene ci suoneranno Tripoli di Lucio 48 e poi il brano loro che si chiama Strano il tuo sentire. Per cui vi dico ragazzi, rock and roll e un grande applauso agli Antigene. Grazie. Sì. Il telefono e dissi: avete per caso il disco di uno che si dice 48? No, ma lo conosciamo bene, è quello Marco. Allora mi guardai allo specchio e dissi: sono matto perché piove. Matto perché piove forte. Perché sto cercando cash shows o perché non la trovo. Hanno mi dovevo andare a Tripoli, ma per motivi non turistici semplicemente ho perso l'anima. Ma su una spiaggia e sono Einstein, c'è tutto già pieno di cici che mi diceva tra le formule e se per caso fosse Ricky. Oltrepassato il signor Einstein, oltrepassate le sue cellule, restiamo soli amore, io e te. Davvero poco chiara sei, anche un poco strana sai, in questa sera che c'è, qui al lago delle Caraibi. Alzai il telefono e dissi: ma sono matto perché? Tripoli,
Scusate per il casino, ma si tocca fare. Strano il tuo sentire.
lontano. L'amore ti allontana. L'amore ti allontana dalla verità. Adesso devo chiamare un altro cantautore molto interessante che si chiama Stefano Sisto. Un applauso per Stefano Sisto. Stefano Sisto che viene con una band numerosa, intanto cominciano ad arrivare i vari musicisti. Un applauso per Stefano e la sua band. Stefano, è un piacere averti qui questa sera. Direi di presentare i musicisti della band in chitarra. Alla chitarra Dario Zennaro, al contrabbasso Daniele Genello, batteria Davide Micheletto, Enrico Brion al pianoforte, arrangiatore del brano, e Stefano Gaion al clarinetto e sassofono. Allora Stefano ci presenterà due brani naturalmente. Allora abbiamo Viaggiando verso Jesolo di Lucio 48 e Mestre è una poesia di Stefano Sisto. Allora a questo punto, visto che siamo a Mestre, casualmente lui ha scritto una canzone su Mestre, gli chiedo subito a Stefano che dici due parole su questa canzone. Sì, è una canzone che è un atto, diciamo, prima di tutto è un atto di amore verso la mia città natale, che è anche la città di Lucio 48, quindi in qualche modo è un po' un ponte che mi lega a lui, che quando ero bambino anche ho avuto l'occasione di conoscere direttamente. È una canzone che però parla di, diciamo, di perdita dell'identità, di assenza, ma anche di amore nei confronti delle persone con cui ho condiviso questo patrimonio, e alcune di queste non ci sono più, per cui la canzone è dedicata anche a loro. Sì, diciamo che è una canzone che parla anche di una Mestre che non c'è più, non parla solo della Mestre di oggi, parla anche di una Mestre che tu hai vissuto come tanti di noi da ragazzo, da bambino, e è una Mestre che per tante cose non c'è più. Sì, certo, parlo di insegni che non ci sono più, parlo di strade che non calpesto più, e parlo anche così di una Mestra che è vissuta anche un po' in contrapposizione rispetto alla più nobile Venezia, con i suoi campanili puntati come lazzi verso di noi, e quindi questo rapporto che è dialettico di amore, di contrasto, ma fondamentalmente di convivenza. Mestre, diciamo, soprattutto comunque un modo per comunicare un amore verso il proprio
la propria città è quella che ci ha consentito di essere quello che siamo adesso, insomma, anche se adesso abbiamo esperienze diverse, viviamo in luoghi diversi, e, insomma, dove siamo nati, dove siamo cresciuti, ci rimane sempre nel cuore. Ecco, vorrei dire che non è una canzone iniziana, anzi è una canzone scritta da tutti i saluti di uno che riconosce anche le cose negative della città, ma che comunque le vuole bene lo stesso, prova amore lo stesso per la città con i suoi lati positivi e i suoi lati negativi. Ecco, Stefano è un cantautore che ama il jazz, ama la bossa nova, ha degli ascolti interessanti e secondo me tutti questi ascolti si sentono nella sua musica, per cui direi di fargli un grande applauso a Stefano Subitici. Viaggiando verso l'Esero è una poesia. Grazie. Secondo me è quello del tuo microfono, Stefano, scusami se non va bene. Bene, da una città del Veneto a un'altra, viaggiando verso Jesolo. Era davvero verso primavera, c'era un sole sopra le cose della terra, quale non avevo mai visto. Forse quando ero bambino, ma era diverso. Anziano
grazie. Stefano Vedano, grazie a Stefano. Mestre è una poesia che non si può spiegare, un quadro di Picasso a testa in giù. Mestre sono le scritte che il tempo ha cancellato, le strade che i tuoi passi non fanno più. Mestre è una tribù senza più segni sulla fronte, le ciminiere spente all'orizzonte e gli orologi che si sono fermati nel tuo 11 settembre personale. Mestre non esiste se non dentro i ricordi, nel tempo che ti morde e se ne va, nel suono caldo di quella risata, davanti ad una pizza un po' bruciata e niente più. Mestre sono io e sei tu. Mestre sono io e sei tu. Mestre il lato buio di quel ponte, campanili all'orizzonte, puntati come razzi su di te. Mestre che si fonde, che galleggia sulle onde di un oceano di parole senza fantasia. Mestre ci sonnavo questa notte illuminando la mia ombra dipingendo la blu. Mestre è una poesia che non si può spiegare, un quadro di Picasso e testa in giù. Mestre non esiste se non dentro i ricordi, nel tempo che ti morde e se ne va, nel suono caldo di quella risata, davanti ad una pizza un po' bruciata e niente più. Mestre sono io e sei tu. Mestre sono io e sei tu. Mestre è una poesia che non si può spiegare, incisa dentro al cuore e niente più. Mestre sono io e sei tu. Stefano Sisto, lo sapeva di una band. Grazie Stefano per essere venuto.
tutti, grazie. E adesso abbiamo una cantautrice giovane, molto brava, che viene dalla provincia di Verona. Lei si chiama Laura Novo. Un applauso. Laura Novo, eccola qua. Ciao Laura, raccontaci qualcosa, intanto presentaci il tuo amico. Ciao a tutti, sono Laura e stasera sono insieme ad Alberto Giacobone, che è colui che produce i miei brani. Io scrivo testi e poi con la sua collaborazione abbiamo iniziato a produrli. Stasera ne portiamo uno, il primo che abbiamo prodotto insieme, che si chiama Anche in America, spero che vi piaccia. E poi Laura canterà anche, anzi inizierà con un pezzo su 48 che si intitola Pulito, con un loro arrangiamento, pianoforte, voce e chitarra. E Laura frequenta l'Accademia Lisa di Verona, giusto? Corretto. E Laura, oltre ad essere una studentessa, appunto scrive canzoni, li arrangia insieme al suo figlio chitarrista, arrangiatore, e lavorano molto bene insieme. E volevo che tu dicessi qualcosa sulla canzone originale, Anche in America. Volevo chiederti, perché è un tema interessante, io l'ho interpretata in un certo modo, però volevo sentire le tue parole. Sì, allora è una canzone che ho scritto contro, diciamo, la frenesia che tutti siamo abituati a vivere, e secondo me bisognerebbe fermarsi un po' di più ad assaporare quelle che sono le piccole cose e ricordarsi di vivere in sostanza. Infatti la prima frase dice proprio basta ricordarsi di vivere un po' per poter fare cose che possiamo poi ricordare. E anche in America in realtà è una metafora, nel senso che io ho pensato all'America come un luogo in cui tutto è realizzabile, quindi non si ha più il tempo di sognare, in sostanza. È una metafora, ovviamente poi non è così nella realtà, e quindi proprio come simbolo, esatto. Quindi secondo me se ricominciamo a ricordarci di vivere nelle piccole cose, riusciamo a sognare anche in un posto come l'America. Questo era un po' il significato. Allora io ringrazio Laura per la sua spiegazione e quindi direi di fare un bel applauso a Laura Novo, Pulito e Anche in America. Pulito come in uno specchio, anch'io sembravo pulito. E
parole sospese arrivare fino alla luna. Basta ricordarsi di vivere un po' e vedrai che la notte poi passerà e rimarremo a ballare sui passeri pazzi che ogni mattina ci sveglierà. Un applauso per Laura Novo. E siamo arrivati all'ultimo finalista, che è una band numerosa, e allora direi a Paolo Montagni che la sua band di invadere pacificamente il palco. Paolo Montagni! Paolo, vieni qua. Cominciamo a presentare i nostri amici musicisti. Allora partiamo dalla batteria, lui vuole essere nominato subito per l'ultimo, però Julio Bergoglio, argentino, Marco Gardina alla chitarra, Raffaele Bertoldo al sax e anche sfruttatore di bottoni, perché ci sarà una roba da fare, quella è fondamentale. E Marco Ballotto, perché allora Marco Ballotto ci ha soccorso oggi perché il nostro bassista aveva dei problemi e lui è diventato il nostro bassista per oggi, quindi lo ringrazio veramente per la gentilezza.
Allora vorrei ricordarvi una cosa, perché insomma c'è Paolo qui, quindi io voglio ricordare una persona che purtroppo neanche lui non è più con noi, ma anche il nostro caro amico che è Ciucche, e Paolo Montagni ha lavorato per tanti anni con Ciucche, ha scritto tante belle canzoni insieme a Ciucche. Vuoi dire qualcosa anche te, Paolo? Beh, è stata un'esperienza ormai, cioè, guardata indietro e di 20 anni fa e più, quindi mi fa sentire veramente anziano, però è stata una roba bellissima perché un impatto tra mondi completamente diversi che ha generato della creatività per un certo periodo, quindi è stato anche bello. E ti dirò, senza che me lo chiedi, che ha dato anche qualche spunto per l'arrangiamento della canzone di Lucio 48. Quindi, allora, avete capito che quando con Francesco Sartori parlavamo di arrangiamenti particolarmente stravaganti, stavamo parlando del nostro amico Paolo. E quindi il nostro amico Paolo farà un'incredibile versione di Se questa fosse l'ultima, e poi la sua canzone Novecento. Paolo, vuoi dire due parole su Novecento? Perché è una canzone che ha un testo insomma, importante, è un titolo importante. Volentieri, ma anche su Lucio dico che al di là della volontà di essere originali, che poi speriamo che ci sia un volume di questo, ma secondo me le canzoni sono dei testimoni emotivi che vanno aperti e devono essere vissuti da chi li vive anche completamente in maniera diversa, perché se no sono una specie di fotocopia, quindi noi l'abbiamo voluta vivere così, non per essere originali, ma per dare una nostra sensazione. Quella canzone è un po' ancorata tra la vita e la disperazione. Poi invece il Novecento, vabbè, il Novecento è un secolo in cui siamo nati, almeno molti di noi, e che quindi è una scatola dei ricordi piena di sensazioni, piena di cose belle e brutte. Scusami, Paolo, non approfitto perché sono qua e ci sei tu e ti devo fare questa domanda e non riesco a non fartela. Insomma, chi scrive canzoni sa quanto scrivere una canzone sia un'operazione di sintesi, perché in 3 minuti devi mettere tutto, spesso hai strofe, 2 strofe, il ritornello, 3 strofe, però insomma devi lavorare per immagini, quasi come se fossi un regista cinematografico. E quindi volevo chiederti quanto è stato difficile o facile, come è andato il lavoro di scrittura? Cioè di scrivere un secolo in 3 minuti? È stato magico perché è durato pochissimo, in un'epoca molto triste che è stata anche quella ultimamente quella del Covid, con tante sensazioni particolari, e mi è venuto un po' di getto, lo dicono tanti canzonetari, però in questo caso a me è venuta molto di getto ed è venuto fuori tutto un gomitolo di cose arrotolate, strambe, di sensazioni, nostalgie o idee che ho provato a buttare giù, ma insomma in maniera, cioè a me piace, ma non è che deve essere un capolavoro, quindi ti ringrazio per questa attenzione. Voglio dire, è così che funziona, perché se no non si mette neanche a scrivere una canzone sul Novecento, deve essere una cosa spontanea e un atto d'amore di quel momento, insomma. Sì. Quindi io ringrazio i nostri cari amici Paolo Montagni e la sua super band, e se questa fosse l'ultima è Novecento. E se questa fosse l'ultima nuvola sui cieli d'Italia, e se tu fossi l'ultima ragazza della mia vita, e se questa fosse l'ultima notte in Italia, notte da passare con te al prezzo della mia vita, ma se questo fosse l'ultimo sole che passa, ultimo treno che spegni davvero. Balla, balla come sai, balla amore non fermarti, balla, balla come sai, balla non fermarti. Vorrei vederti danzare come le zingare del deserto, vorrei vederti danzare sul tetto del mondo.
animali del deserto, vestiti del Bengala, dormono in calde sequestrate, l'ultima notte del mondo. Balla, balla come stai, balla amore non fermarti, balla amore, balla come stai, non fermarti. Vorrei vederti danzare come le zingare, vorrei vederti danzare sul tetto del mondo. Di tormento, 900 a pregare che ritorni con lo sguardo impiccato al sentimento, 900 di migranti verso il mare di speranze, di buio, di disperazione, di battaglie per la libertà di andare, di terrore, lotta e di liberazione. 900 sento il tuo respiro addosso, la tua frenesia di conquistare il cielo in una stanza, sta seppellita dentro un fosso e la gioventù migliore in cerca di speranza. 900 che hai viaggiato sulla luna e massacrato poi le schiene della terra, di preghiere avvelenate di fortuna, di speranze distribuite con la guerra. 900 la tua fretta indemoniata, la tua corsa senza freni per bruciare i continenti, le invenzioni per capire l'infinito, la promessa un po' malata di creare solo esseri contenti. Rotolato fino a ieri, sei la scatola che avvolge i miei ricordi, un dipinto di colori rossi e neri, sempre
sempre in lotta come un dialogo tra sordi. Sei la faccia di Albertone, sei la dolce vita che rischia tutto, sei le previsioni di Bernacca, poesie di Pasolini, il karma, la teoria del tutto, giro fuori porta, lavatrice, bombe in piazza. 900 sei già il secolo passato, ma siamo tutti figli tuoi in questo presente, di paure nuove, male mai archiviato, di orizzonte per sentirsi ancora gente, piccola e forte. Siamo arrivati in chiusura. Allora, io vorrei dire una cosa. Intanto grazie a tutti questi artisti meravigliosi che ci hanno permesso di fare una serata incredibile, ricordando Lucio 48 e nel contempo ascoltando la musica che secondo me non è di oggi, ma è la musica di domani, perché noi speriamo che questa schiavitù che ci impone di ascoltare solo un genere musicale in questo momento in Italia, a un certo punto finirà e la musica libera, come la musica che abbiamo sentito oggi, la musica che non ha confini, potrà riappropriarsi di questo paese come è stato in altre epoche. Penso che ci sarà un'epoca per ogni cosa, cioè ci sia un'epoca per ogni cosa, tornerà anche l'epoca dei cantautori, delle band che scrivono le proprie canzoni e che fanno musica con libertà. E la libertà non è solo il piacere di fare quello che si vuole, ma anche una forte responsabilità, perché per esempio a chi scrive canzoni impone di guardarsi dentro con a volte anche in modo un po' ruvido, no? Perché non è facile sempre guardarsi dentro e tirar fuori emozioni, scriverle e spiegare il mondo con i propri occhi anche alle persone che sentono quelle cose, ma in quel momento non hanno le parole per esprimersi. Quindi grazie a tutti i concorrenti di questa serata. Un applauso. Grazie per la qualità che hanno dato a questa serata, per la qualità penso che abbiamo dato anche a questa città. Vi ringraziamo veramente. E a questo punto, naturalmente, noi abbiamo come statuto la responsabilità di dare 3 targhe. Ecco, volevo dire questa cosa, che coloro che non hanno vinto le targhe non sono meno degli altri, cioè è stato molto difficile dare queste targhe e poi ovviamente c'è stata una commissione artistica, ogni giurato ha votato, abbiamo fatto la somma dei voti e questo è il risultato, ma era molto elevata la qualità questa sera, li avete sentiti i brani, per cui sarebbe stato secondo me da premiare tutti, ma non si poteva. Il regolamento impone delle scelte e quindi a questo punto abbiamo la responsabilità di dare le targhe. Allora io chiamerei sul palco Susanna Codato D'Amato e Maurizio Trionfo. Ciao Susi, è arrivato il nostro momento, un abbraccio. Questo è un premio insomma, che è importante per noi, per il nostro cuore, perché è il premio speciale per Carlo D'Amato per la migliore cover tratta dal repertorio di Lucio 48. Quindi è una responsabilità anche per questo, perché c'è chi è che ci guarda e ci controlla, vero? Tu Susi vuoi dire qualcosa? O... Solo che per Carlo e noi sono qua con voi
ci guardano e ci controllano che facciamo male a chiedere. Ok, allora per la seconda edizione di Targa 48, la targa per il miglior cover, tratta del repertorio di Lucio 48, in questo caso premio speciale per Carlo D'Amato, va a Barto! Alberto Pagliucca, facciamo dire qualcosa Alberto. Devo dire, ho avuto modo di conoscere le canzoni di Lucio grazie a questa occasione, quindi vorrei ringraziare Michele per lo sforzo e comunque il coinvolgimento che ci ha messo che renderci partecipi di questo, quindi un applauso a Michele, volevo fare. Scoprendo le canzoni di Lucio ho scoperto un'anima molto sensibile, mi ci sono molto ritrovato e questo pezzo che ho cantato ho cercato di farlo mio, ma non ci ho messo fatica, nel senso nel medesimarmi, e quindi l'ho fatto mio, nel senso l'ho sentito mio e quindi volevo solo dire questo, visto che siamo qui per ricordare Lucio, ecco. Un applauso a lui allora. Grazie di nuovo per l'ascolto, per le dedicato. Grazie di cuore a voi, grazie mille. Grazie a Barto e tanti auguri. Grazie, sappiamo i nostri amici. Adesso chiamo sul palco Andrea Sperandio e come se ci fosse, ma non ci sarà, salutiamo anche Chico Brunello che non può essere con noi, ma noi lo salutiamo, no? E allora i nostri amici Andrea Sperandio e Andrea Coppola, prima come Andrea, ragazzi, un applauso per di due. Sarà un premio molto importante. È un premio insomma particolarmente delicato per quello che stiamo trattando noi, cioè la canzone d'autore, e questo premio è la targa per il miglior testo. Quindi la targa 48 per il miglior testo, la targa 48 2024, seconda edizione, per il miglior testo va a Daniele Di Liberto. Ecco Daniele che ci raggiunge. Daniele, un abbraccio con lui. Un applauso a Daniele Di Liberto. Premio per il miglior testo. Daniele, adesso devi dire qualcosa. Cosa devo dire? Non so, fai te. Diciamo noi due cose per te. Questo è un chiaro esempio di dove le parole arrivano al di là dell'aspetto musicale, cioè questo una poesia che si poteva anche solamente raccontare ed è stato penso un premio sentito e condiviso da tutti, quindi complimenti. Grazie mille a tutti quanti e niente,
ogni parola secondo me sarebbe un po' scontata. L'unica cosa che mi piacerebbe dire è che grazie a tutti, e anche se non c'è qui in questo momento, grazie a Pier che ho conosciuto, è una persona splendida. Tra l'altro l'ho detto prima, Pace e Guerra, che è la prima che ho fatto, è stata la prima canzone che ho mandato a Pierre in formato proprio su WhatsApp, e aveva apprezzato tantissimo, e da là insomma è cominciato un po' tutto. Va bene. Bravo! Grazie a te, grazie per aver spiegato la tua emozione in questo momento. Non trovo più il cellulare, se qualcuno lo cellulare ma il soddisfatto, me lo dia. Talmente emozionato che ha perso il cellulare. Scusate perché c'era stato un cambiamento e allora adesso chiamo sul palco Francesco Sartori e Franz Di Maggio, due Franceschi. Una buona idea, era due Franceschi. Allora a questo punto abbiamo l'onere più grande della serata. Dobbiamo dare la targa per il miglior brano originale. Quindi la targa 48 2024, seconda edizione, per il miglior brano originale va a Barto! Alberto, due parole. Sono davvero senza parole, grazie, davvero grazie, è bello. Grazie di cuore, è bello quando le tue cose arrivano ad altre anime. Io penso che le canzoni abbiano anche una funzione. Io spesso mi sento meno solo ad ascoltare le canzoni degli altri, quindi l'importanza per me di condividere le mie canzoni, ecco, e poi la speranza che possano avere un eco in chi le riceve, quindi se è stato così sono lusingato davvero e grazie, volevo spendere già un'altra parola per gli altri artisti, quasi spiace che debbano esserci dei vincitori in questi contesti perché davvero erano tutti validamente molto bravi e ognuno con i suoi motivi e meriti per comunque avere queste targhe. Quindi un applauso davvero per l'attività bellissima, grazie per l'ascolto e per l'attenzione. Adesso chiamerei, aspettate un attimo prima di andare via perché... Ci stiamo. Chiederei a tutti gli artisti di salire sul palco perché se lo sono meritati. Tutti gli artisti sul palco, fine l'applauso di subito.
bel regalo, l'ultimo disco di Lucio 48. Un applauso grande per i nostri artisti. E direi un applauso grande anche al pubblico dei Candiani, meraviglioso. Grazie al Comune di Venezia per averci permesso questa bellissima serata, per la seconda volta. Grazie al Comune di Venezia per averci dato la gioia di poter esistere via Lucio 48. Grazie a questi giovani, uno giovane artisti bravissimi, uno più bravo dell'altro. Grazie. Ci vediamo l'anno prossimo. Grazie a tutti.